In Montenegro nuovi casi di intimidazioni, minacce e aggressioni ai danni dei giornalisti. Una cronista è stata gambizzata dalla mafia dopo un servizio sul traffico di sigarette di contrabbando. Sono oltre 800 le imprese italiane attive in Serbia, molte delle quali nel settore del legno. 27.000 le persone occupate, numerose le agevolazioni previste dal paese balcanico. 80 anni fa l'Italia occupò l'Albania, l'analisi storica delle ripercussioni sulle due sponde dell'Adriatico, un'azione che trascinò il paese delle Aquile nelle tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Boom di turisti a Visegrad, il paese dell'Ungheria che dà il nome all'alleanza tra gli stati euroscettici e critici sull'immigrazione. Oltre 200.000 i pernottamenti l'anno, molti i visitatori italiani. Walter difende Sarajevo è il film che negli anni 70 fece la storia della cinematografia jugoslava. Ai tempi di Mao fu anche proiettato in Cina e anche lì ottenne un enorme successo. Prima l'hanno minacciata, poi l'hanno aggredita a bastonate. Alla fine, dato che continuava a fare il suo lavoro, le hanno sparato nelle gambe. Oliver Lakic è l'ultima di una serie di giornalisti e giornaliste del Montenegro a essere vittima di attacchi mafiosi. La sua colpa, quella di aver pubblicato articoli su di una fabbrica di tabacco, la Tara di Mojkovac, dove si sospettava venissero prodotte sigarette contraffatte per il contrabbando. Il contrabbando di sigarette ha sempre rappresentato una manna per la mafia montenegrina, iniziata durante il periodo delle guerre in ex Jugoslavia. Per i giornalisti, invece, è sempre stata una maledizione. Chi tocca questo argomento muore, come Duško Jovanović, il direttore di Dan, ucciso nel 2004 dopo aver pubblicato una serie di articoli sui traffici tra Montenegro e Italia. Da allora il quotidiano ha sempre la sua foto in copertina, con un numero che segnala quanti giorni sono passati senza che sia fatta giustizia sull'omicidio del giornalista. Neppure la magistratura italiana è riuscita a far luce sulle relazioni criminali esistenti fra le due sponde dell'Adriatico. L'inchiesta dei PM baresi Scelsi e Pontasuglia, che stavano indagando sull'attuale presidente del Montenegro, Milo Đukanović, alla guida del paese da oltre 30 anni, è stata archiviata per difetto di giurisdizione. Đukanović, accusato dalla procura barese di essere stato ai vertici di un'associazione mafiosa finalizzata al traffico internazionale di sigarette, gode dell'immunità diplomatica. Storia del passato, l'inchiesta è stata archiviata 10 anni fa, ma la violenza contro i giornalisti in Montenegro purtroppo non è stata archiviata. Il principale media indipendente del paese è Viesti, quotidiano, televisione e popolare portale online. I giornalisti di Viesti, da quando il Montenegro è indipendente, 2006, hanno subito decine di aggressioni, avvertimenti mafiosi che non hanno risparmiato neppure il direttore, Željko Ivanović, aggredito da 3 uomini armati di mazze da baseball nel pieno centro della capitale, Podgorica. Dal referendum del 2006 ad oggi abbiamo subito più di 20 attacchi, aggressioni ai nostri giornalisti, editori, fondatori, attacchi alla proprietà, automobili bruciate. Ci hanno anche messo una bomba sotto la sede. I giornalisti montenegrini non possono dormire sonni tranquilli anche perché quasi sempre gli aggressori restano ignoti. Per Ivanović però non ci sono dubbi, responsabile degli attacchi è la mafia montenegrina. Solo la mafia è in grado di organizzare questi attacchi e purtroppo solo la mafia in Montenegro è in grado di mantenere buone relazioni con polizia e magistratura, che le garantiscono impunità. Nessuno viene mai scoperto nelle cosiddette indagini condotte da polizia e procura. Polizie e tužilaštvo. 1, 2, 3, 4. Dal 2017 il Montenegro fa parte della NATO, dal 2010 è candidato a entrare nell'Unione Europea, una unione che considera la libertà di stampa uno dei prerequisiti fondamentali per l'ingresso. I giornalisti montenegrini però lamentano che ogni volta che si verificano attacchi nei loro confronti, da Bruxelles arrivano solo frasi di circostanza. Tra la stabilità e gli standard loro scelgono la prima. Perché dopo le guerre e i crimini che sono stati commessi in questa regione negli anni 90, a Bruxelles e Washington la cosa che interessa di più è questo, la stabilità.
Njih Brisel i Washington samo brine ili najviše brine è stabilnost. Nella classifica 2019 di Reporter Senza Frontiere, il Montenegro scende al 104° posto. RSF segnala tra gli altri il caso di Jovo Martinovic, giornalista condannato a 1 anno e mezzo di carcere per traffico di droga e associazione criminale. L'unico legame tra Martinovic e la criminalità organizzata, sottolineano le organizzazioni a difesa della libertà di informazione, sono le sue inchieste, che come quelle di Duško Jovanović o Oliver Alakic hanno portato alla luce fatti su cui, quelli sì, bisognerebbe indagare. Lo Stato serbo oggi dà una grande attenzione all'imprenditore, all'imprenditoria privata. Se uno fa economia viene agevolato, terra ne hanno, quindi ne hanno tanta e quindi la danno gratuitamente all'imprenditore, non è che ha bisogno di andare a comprare il terreno, tantomeno a pagare degli oneri per fare un'azienda. Patrizio Deitos, veneto, tra i maggiori imprenditori del legno in Italia, ci spiega perché ha deciso di aprire una nuova sede della sua azienda trevigiana Sremska Mitrovica nel sud-est della Vojvodina e a pochi chilometri dal confine croato. Nello stabilimento serbo della Labor, Deitos ha assunto 50 persone. In Serbia oggi operano più di 800 società italiane che danno lavoro a oltre 27.000 dipendenti, perché tra i maggiori investitori nell'economia serba c'è proprio l'Italia. La Serbia attrae perché ha una posizione unica nei Balcani, una posizione centrale, ha un unicum nei trattati bilaterali con vari paesi, per questo trattati di libero scambio con la Russia, con la Bielorussia, col Kazakistan, con la Turchia, rapporti preferenziali con gli Stati Uniti, ovviamente un trattato di libero scambio con l'Unione Europea. In più si trova manodopera specializzata, manodopera fidelizzata. 7 milioni di abitanti, la media dei salari e degli stipendi mensili nell'industria manifatturiera ammonta a circa 42.000 dinari, attorno a 400 euro mensili. Le retribuzioni medie sono cresciute molto negli ultimi anni, nonostante le evidenti disparità tra i diversi settori. È un governo che sta facendo molto bene, che sta attraendo più del 50% degli investimenti diretti esteri nella regione vengono attratti dalla Serbia, che è un dato fondamentale, ha un PIL in crescita del 4,5%, questo è un paese che sta andando molto molto bene. Accanto alla bandiera serba, a Sremska Mitrovica è stata issata anche quella italiana e poi il leone di San Marco, il vessillo della regione Veneto. 5 milioni di euro per 56.000 metri quadrati di stabilimento. L'investimento effettuato dall'imprenditore Deitos, dettato anche dalla necessità di poter attingere a una materia prima la cui provenienza fosse di origine controllata. In Serbia, intanto puntualizziamo, abbiamo la presenza di Rovere. Il Rovere oggi rappresenta oltre il 90% del mercato nel pavimento, ma anche nei mobili, quindi avere accesso al più bel legno del mondo comunque per uno che lavora il legno è un grande orgoglio. Tra gli investimenti fatti da alcuni imprenditori italiani anche la formazione. Questa è una cosa che lì si riesce a fare e che auspicherei che si facesse anche in Italia. È il dualismo, cioè vuol dire che dentro nelle scuole si insegna anche a lavorare. Cosa molto importante, perché se andiamo a parlare di legno, il legno è una cultura, cioè bisogna saperlo lavorare, bisogna saperlo utilizzare al meglio, consapevolmente, senza creare degli scarti inutili. Per buttare via un pezzo di legno si sta poco, ma per farlo crescere ci vogliono 100 anni. Iniziava 80 anni fa l'occupazione italiana dell'Albania. A spingere gli italiani verso l'altra sponda dell'Adriatico fu l'espansionismo tedesco verso i Balcani, come spiega Luciano Monzali, professore di storia delle relazioni internazionali all'Università di Bari e codirettore della nuova rivista storica. Decisivi sono gli eventi dell'inizio del 1939. La fine della Cecoslovacchia con l'affermarsi definitivo del protettorato tedesco sulla Boemia,
preso il controllo col protettorato tedesco sulla Slovacchia, la rottura, la crisi dei rapporti italo-jugoslavi dopo la cacciata di Stonehenge spingono un po' l'Italia fascista e Mussolini a pensare che di fronte a uno strapotere tedesco sempre più evidente in Europa, l'Italia si debba difendere prendendo il controllo diretto dell'Albania. Quindi in realtà la conquista dell'Albania da parte italiana è un segnale di una debolezza, di un indebolirsi della posizione internazionale dell'Italia. Colpisce che quando gli italiani arrivano nessuno oppone resistenza. C'era un consenso in parte della società albanese verso l'idea della annessione all'Italia. Perché c'era questo consenso? Perché c'era l'idea in fondo che gli albanesi, facendo parte dell'Italia, tornassero a essere parte di un grande spazio territoriale politico, di un grande impero come era stato l'impero ottomano, e quindi alcuni ritenevano che in fondo appartenere a un grande impero poteva offrire all'Albania migliori prospettive di sviluppo economico. Quale eredità lascia l'occupazione all'Albania? Sicuramente la propaganda dell'Albania comunista ha molto calcato sul fatto della violenza dell'occupazione italiana, ma nella società albanese il ricordo di questo periodo non fu del tutto negativo, perché furono anni in cui per esempio l'Italia fece moltissimi investimenti economici, costruzione di infrastrutture, miglioramento dell'organizzazione delle città. Fra il 1939 e il 1943 per esempio c'è uno stanziamento di varie decine di migliaia di italiani che vanno a vivere in Albania, e alcuni di loro avranno una situazione drammatica dopo la caduta del regime fascista e dopo l'uscita dell'Italia dall'alleanza con la Germania, nel senso che rimarranno intrappolati in Albania. E uno dei grossi temi dei rapporti italo-albanesi dopo la fine della guerra sarà il tentativo del governo De Gasperi di far tornare queste migliaia di italiani. Ma io penso la grossa responsabilità che noi italiani abbiamo riguardo agli albanesi a causa dell'aprile 39 è stato soprattutto il fatto che, annettendo l'Albania, noi abbiamo poi coinvolto gli albanesi in tutte le vicende della politica estera mussoliniana. Quindi, una volta che l'Albania è diventata parte dell'Italia, l'Albania è stata coinvolta nella Seconda Guerra Mondiale, è stata coinvolta nella guerra contro la Grecia, è stata coinvolta nella guerra contro la Jugoslavia, e quindi questo popolo è stato trascinato in un conflitto terribile che ha avuto conseguenze fortissime al proprio interno, nel senso che possiamo ipotizzare che forse l'Albania sarebbe rimasta neutrale durante la Seconda Guerra Mondiale se fosse rimasto uno Stato indipendente. Questa è la grande responsabilità dell'Italia. Noi dobbiamo essere consapevoli che abbiamo un debito nei confronti degli albanesi. A causa nostra, della nostra annessione e conquista, li abbiamo trascinati in vari conflitti e guerre, di cui poi loro hanno pagato un forte prezzo, sul piano della destabilizzazione interna della loro società e dell'essere stato coinvolto in conflitti armati. Migliaia di giovani israeliani, polacchi e di altre nazioni europee hanno partecipato con gli oramai anziani sopravvissuti dell'Olocausto all'annuale Marcia dei Vivi, che si svolge per commemorare le vittime dei campi di sterminio nazisti e per condannare ogni forma di antisemitismo. Il percorso, lungo 3 chilometri, si snoda attraverso il campo di Auschwitz-Birkenau. Dalla prima edizione nel 1988 circa 300.000 persone hanno già partecipato alla Marcia dei Vivi. La località è piccola, poco più di 1000 abitanti, quasi tutti impiegati nel turismo, ma il nome è molto conosciuto. Parliamo di Visegrad, paese che sorge in Ungheria ai piedi di un antico castello sulle sponde del Danubio, a nord di Budapest e non lontano dal confine con la Slovacchia. Molti conoscono Visegrad per l'alleanza politica che Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca hanno sviluppato negli ultimi anni su diversi temi, a partire da quello dell'immigrazione. Per celebrare questa notorietà, un'azienda locale ha deciso di farci anche un marchio di acqua minerale rigorosamente quadrilingue ed esportato all'interno del blocco. Il gruppo fu formato quasi 3 decenni fa con un patto firmato nel 1991 sulle ceneri del comunismo. Di questo gran parlare che si fa di Visegrad, la località che vive di turismo non può che beneficiarne, conferma il sindaco Andras Felegiasi. It's a free marketing for our town. Per noi è tutta pubblicità gratuita, ma non è un caso che sia così. C'è una ragione storica. Già nel 1335 qui ci fu un congresso dei re centroeuropei. That was the place of the meeting of the Central European kings.
A Visegrad si contano 200.000 pernottamenti l'anno, non male per un luogo così piccolo, e sono tanti i posti di lavoro legati al settore del turismo, che ha vissuto un buon momento anche grazie al programma del governo che permette alle aziende di retribuire i propri dipendenti in buoni da spendere in hotel. A ricordare il famoso patto di Visegrad c'è una targa appesa su un muro del Palazzo Reale, i cui resti furono scoperti solo nel 1934 e di recentissima ricostruzione. Una guida del posto ci ha spiegato tutto. Questo palazzo è stato ricostruito sulla base di libri e lettere di Antonio Bonfini. Lui venne dall'Italia con la regina Beatrice d'Aragona. Bonfini descrisse esattamente quanto era grande il palazzo, raccontava le feste che si svolgevano, i colori delle ceramiche verdi e gialle e così via. Green and yellow and so on. Era il XV secolo e l'influenza di Beatrice d'Aragona e della sua corte proveniente dall'Italia condizionò la storia dell'Ungheria. Tornando a Visegrad, anche la guida conferma che la maggiore popolarità del suo nome influisce sempre di più. We have a lot of guests from Italy. Abbiamo tanti turisti dall'Italia e sono molto interessati a questa organizzazione di Visegrad. Anche per gli austriaci è lo stesso. Penso che sia uno strumento economico e politico molto importante. Economical and culturally equipment. Per favorire ulteriormente l'afflusso di visitatori, l'azienda turistica organizza una serie di eventi tutto l'anno, il più importante di tutti, i Giochi di Palazzo, che si possono annoverare nella categoria di sempre maggiore successo della rievocazione storica. È stato il film jugoslavo più visto nel mondo. Walter brani Sarajevo, Walter difende Sarajevo, girato nel 1972, questa storia partigiana, un intreccio di avventure, sparatorie, intrighi, spie e amori, fu subito un successo. Un film che ha inciso sulla cultura popolare della Jugoslavia di Tito, un film firmato dal regista Hajrudin Krvavac, che ha formato anche la coscienza e l'autopercezione dei cittadini di Sarajevo. Tanto che questa primavera nella capitale bosniaca è stato inaugurato un museo dedicato a questa pellicola. Prima di questo film sono stati fatti altri film artisticamente molto più importanti, anche alcuni erano candidati per il premio Oscar. Invece Walter brani Sarajevo, cioè Walter difende Sarajevo, è stato un film fatto come un western, molto moderno. Praticamente aveva lanciato questo eroe che veramente esisteva nell'epoca moderna. E questo ci piaceva. Krvavac realizzò un film al passo coi tempi, una pellicola che copiava situazioni tipiche degli spaghetti western e delle grandi produzioni hollywoodiane dedicate alla Seconda Guerra Mondiale. Il film fu però poi proiettato nelle sale cinesi e ai tempi della rivoluzione culturale ebbe un successo enorme. Per i cinesi dell'epoca era la pellicola che più si avvicinava agli stili del racconto proposti da Hollywood nel resto del mondo. E la società bosniaca dei lavoratori del cinema che gestisce il museo punta proprio ai turisti cinesi. Ci sono i fan club in Cina dove alcuni hanno i membri di 20 milioni di persone. Tanto è vero, quando ho fatto una ricerca, che circa 1 miliardo di cinesi aveva visto questo film, tuttora è molto popolare, tuttora i giovani si ispirano di questo personaggio e molti vogliono, anzi stanno arrivando a Sarajevo per vedere, toccare e passare per le vie dove una volta camminava Walter Perić. Walter Perić nella realtà è stato un agente di Tito che ha operato a Sarajevo. Morì proprio nel giorno della liberazione della città durante un'azione in cui i partigiani impedirono ai nazisti di distruggere la centrale idroelettrica che serviva la capitale bosniaca. La figura di Walter Perić, romanzata dal film, ha offerto ai sarajevesi la possibilità di sentirsi comunque eroi. La resistenza, che era poca a Sarajevo durante la Seconda Guerra Mondiale. Sarajevo era occupata dai nazisti, fascisti e ustaše croati. C'era la resistenza, un gruppo alla quale apparteneva anche Walter Perić. Però non così grande come dopo la Seconda Guerra Mondiale si narrava e si costruiva questa leggenda. Allora noi siamo, la mia generazione e quelli dopo, siamo cresciuti con questa
figura che diventava sempre più grande eroe, era il nostro simbolo, il nostro eroe. Antologico è il finale quando un ufficiale nazista domanda ad un superiore chi è Walter e questo, indicando Sarajevo, dice questo è Walter e quel Das ist Walter per i sarajevesi è diventato parte della loro identità. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.